Buona domenica a tutti ragazzi, e come avevamo detto il clou dell'eruzione artica dovrebbe verificarsi tra il 18 e il 22 settembre, quindi a breve. Diciamo un arrivo di area artica nel cuore dell'Europa, quindi si formerà un minimo di bassa pressione sul Baltico che richiamerà correnti più temperate da ovest e il freddo finalmente giungerà, diciamo, da noi. In effetti, proprio sulla Scandinavia e sui fiordi ci sarà diciamo, questa salita dell'aria calda che favorirà la discesa di aria gelida verso l'Europa. Quindi a breve, ragazzi, si avranno nevicate anche a basse quote, quindi su Polonia, su Norvegia, su Finlandia, sulla Russia, sull'Europa pure e anche giustamente sull'Italia. Secondo le prime previsioni, le prime diciamo ad essere colpite saranno la Danimarca, la Germania, la Polonia, il Regno Unito. Buongiorno Simone. Quindi diciamo, e poi arriverà giustamente l'Italia, noi stiamo quasi in coda, quindi diciamo che le prime regioni ad essere colpite dalla neve saranno le Alpi, come potete vedere in questa foto, e poi giustamente il nord Italia. Poi man mano la diciamo, temperatura scenderà quasi ovunque, quindi è confermata questa diciamo prima neve, chiamiamola così, della stagione. In effetti ci sarà un netto calo soprattutto nei valori diciamo minimi della notte, sia su Germania, Polonia, Russia, Italia, quindi si avrà un crollo termico delle temperature, anche diciamo più o meno più di 10 gradi, quindi una bella botta in effetti. Quindi arriveranno i primi freddi invernali su tutta l'Europa, quindi neve fino a bassa quota sui fiordi, su Germania, Polonia, Russia, quindi finalmente sembra un po' cambiare tutta la situazione, anche perché in queste nazioni che io vi sto dicendo fa ancora caldo come qui, quindi anche in Polonia fa caldo, in Germania fa caldo, in Francia fa caldo, quindi non è un problema solo dell'Italia ma di tutta l'Europa. Quindi diciamo che tra il 18 e il 22 cambierà la scena proprio, quindi si avrà questo crollo grazie a questa incursione artica che prenderà diciamo tutta l'Europa in effetti, quindi finalmente incominciamo un po' a far andare via questo caldo che ci sta davvero per noi almeno del sud Italia ragazzi proprio distruggendo. In effetti anche oggi fa caldo, quindi diciamo non ne vuole proprio sapere. La gente sta ancora a mare qui, infatti tante foto su Facebook, Twitter che stanno tutti a mare belli belli, tutti a dire i bagni settembrini sono i più belli perché c'è poco casino, quindi qui perlomeno a Salerno ancora oggi, stamattina la spiaggia era piena. Quindi diciamo che qua ancora si va male ragazzi. Stamattina sulla lungomare sulle spiagge era tipo agosto, quindi stavano belli belli sulle asciugamani a prendere il sole, quindi continua perlomeno qua a Salerno. Sì, sì, ci stava quel puntino rosso, in effetti camminava, diciamo, non è che stava fermo, questa è la cosa, cioè quel puntino rosso, poi a un certo punto non l'ho potuto più seguire perché è andato, sì, sì, nel video di ieri, sì, è andato verso destra e non ho più seguito col cellulare perché non potevo, diciamo, però ha fatto un bel tratto, diciamo, e poi è scomparso, quindi in effetti in tanti lo avevano visto, quindi penso che adesso un amico mi ha mandato delle foto di ieri, dopo lo devo vedere uno per uno e visualizzarle meglio. Mi ha mandato anche la foto della luna fatta col suo telescopio, devo dire che è molto bella, e dopo comunque in questi giorni farò un video
grazie alle sue foto che mi ha mandato, diciamo, questo ragazzo che si chiama Marco, e mi ha mandato la foto della luna e di queste cose, sti puntini un po' particolari, quindi devo solo ingrandire un po' la foto. Sì, sì, poi faccio il video. Lui mi ha mandato le foto in effetti della luna, perché lui usa forse un telescopio, c'ha lui, perché la luna si vede molto bene, quindi userà sicuramente una fotocamera posizionata vicino al telescopio, quindi perché la foto è ben fatta, quindi ha un'attrezzatura buona, diciamo, quindi mi ha mandato queste foto, a parte la luna, di questo puntino che vagava, e che quindi io poi farò un video dove mostrerò tutte queste foto che mi ha mandato questo amico, diciamo questo Marco, e poi giudicherete voi le foto, diciamo, e queste cose strane, quindi in effetti anche lui aveva notato qualche cosa di particolare, solo che lui c'ha il telescopio e quindi si vede un po' meglio rispetto a me che ho la Huawei Mate 30 Lite, sarà pure un cellulare buono, ha una buona risoluzione, non si mette in dubbio, ma il telescopio è telescopio, quindi non c'è paragone proprio. Va bene ragazzi, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci sentiamo fra poco con qualche altra notizia sicuramente, quindi a fra poco ragazzi. No, c'ho un Huawei Mate 30 Lite. Sì, sì. No, io ho una Huawei, l'ultima Huawei che è uscito, che ha una risoluzione ottima, in effetti questo c'ha non so quante pixel c'ha questo qui, ma un sacco, perché quando vado a fare il video, sì, questo c'ha 10, c'ha 40 mp, quindi ha una buona risoluzione ragazzi, quindi penso che 40 mp per un cellulare è abbastanza bene. Poi c'è sta diciamo l'intelligenza artificiale pure che regola di conseguenza la foto o il video, quindi è ben fatto questa way. Quindi diciamo che ciao Gabriele, quindi diciamo che come Huawei non c'è male, perché a parte la fotocamera, sì sì, anche il barometro 40 mp, poi ci sta l'intelligenza artificiale che ti regola la nitidezza, diciamo i colori, il contrasto e tutto, quindi lo fa in automatico in effetti. Però il cannocchiale ragazzi, il telescopio è tutta un'altra cosa, quindi la foto che mi ha mandato il ragazzo Marco è proprio un'altra cosa, quindi non la potrei fare mai con il mio cellulare, mai. Poi dopo, quando farò il video, vi rendete conto di come vedere la luna col telescopio e di come vederla con il cellulare, quindi è proprio un'altra cosa ragazzi. Chissà che più in là, ma penso nella giornata di stasera, penso devo vedere tutte le foto che mi ha mandato, devo zoomare qualcuno, devo modificare qualcun altro, nel senso di ingrandire la, diciamo, l'immagine, perché a certe parti anche col telescopio non si vede bene bene. Devo trovare un programma che non mi sfoca troppo la foto, quindi non deve sgranarla troppo, dopo non si vede bene, quindi devo trovare un programma online a volo che mi ingrandisce la foto ma non me la sgrana, quindi questo è quello che devo fare. Vabbè ragazzi, buona giornata a tutti, ci sentiamo dopo con qualche altro video ragazzi, ciao a tutti.